Un progetto partito da tempo che sta arrivando alla conclusione con la firma da parte del Corecom con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Università di Padova. È un modo coordinato per affrontare il problema dell'utilizzo improprio dei social network, sia il ciberbullismo, la web reputation, il sexting, cioè il fatto che gli strumenti digitali nuovi siano utilizzati in maniera appunto impropria. Quindi una cosa che vedrà impegnato il Corecom e il Consiglio regionale nella formazione di studenti, genitori, insegnanti nel prossimo anno scolastico, assieme all'ufficio scolastico regionale, un format che sarà replicabile nelle scuole del Veneto che lo chiederanno, per avere esperti, persone che saranno in grado di formare sia ragazzi che appunto genitori e insegnanti su questo tipo di problema. E soprattutto la cosa più importante, come ritengo io, e che ci porta via più lavoro in questi mesi, uno sportello per la web reputation, cioè uno sportello gestito dal Corecom Consiglio regionale, dove chi si sentirà vittima di essere stato vilipeso, offeso, trattato in maniera appunto impropria nei social network, potrà rivolgersi per sapere cosa deve fare. Questa cosa ci sta portando via più tempo perché stiamo costruendo un filtro che faccia emergere le reali segnalazioni e non appunto magari segnalazioni improprie fatte magari per far male a qualcun altro. Quindi questo porta via più tempo, ma quando partirà sarà appunto uno strumento anche innovativo a livello italiano, proprio perché ne stiamo facendo in maniera molto molto diciamo buona, qualità veneta anche in questo caso. È un progetto sicuramente di interesse per tutti i cittadini veneti perché a questi è rivolto, quindi un protocollo con l'ufficio scolastico regionale per fare formazione e informazione nelle scuole, organizzata, e quindi non lasciare alle iniziative pur meritevoli dei singoli, nei singoli istituti, nelle singole province, ma organizzare un lavoro su base regionale, provincia per provincia, più istituti scolastici. E il secondo aspetto è questo sul cyberbullismo e web reputation, quindi giovani e anche genitori. Altrettanto importante sarà lo sportello della web reputation e cyberbullismo che in collaborazione con la Regione Veneto il Corecom gestirà e quindi una sorta di pronto soccorso, di pronto intervento a cui tutti i cittadini veneti potranno rivolgersi per capire come risolvere il proprio problema su sia la web reputation che colpisce tutti noi al giorno d'oggi e anche il cyberbullismo.